Invito i miei due colleghi a ricordare che sono gli unici forse qui che hanno letto il libro, oltre al sottoscritto, quindi è meglio che non dialoghino partendo dal fatto che conoscono il libro, ma... Io lo conosco particolarmente bene. Lo so, probabilmente l'hai anche letto tutto. Ma non so, non ti facevo geografo jugoslavo, cioè nel senso che non ti sembra che in realtà questo non sia altro che la dimostrazione che il concetto di etnia è un concetto totalmente inutile? Il vantaggio della storia è che noi sappiamo come è andato a finire, come va a finire la storia, noi sappiamo come è andata a finire la questione etnica in Jugoslavia, lo sappiamo quelli che hanno qualche anno in più perché l'hanno vissuto direttamente, nel senso che ritagliare sulla base dei principi della nazionalità dei paesi occidentali un concetto di etnia, che poi è un concetto, come sappiamo, scientificamente inesistente, al pari di quello di razza, è solamente il fomite di ogni qualsiasi contrapposizione. Va aggiunto un'altra cosa, aggiungerei a quello che hai detto giustamente te, che lì c'era un concetto di matrice tedesca di etnia, sì, cioè il sangue e il suolo. Sì. Il sangue e il suolo, quindi se un villaggio aveva una famiglia di contadini originari che risalivano, automaticamente tutto il territorio era etnicamente fotografato in quella maniera, e questo porta, voglio dire, in Varese ci mettiamo poco, però questo inevitabilmente porta a un'operazione di, come potremmo dire, di razionalizzazione etnica che non può che produrre delle conseguenze terribili, insomma, attraverso le quali probabilmente non si poteva non passare. Ecco, ti faccio una domanda molto cinica. In questo senso, non ti sembra che la linea, cioè la sistemazione geografica, tutto sommato sia stata quella che nel territorio che va da Trieste a Gorizia a Tarvisio sia stata quella che abbia consentito le minori tensioni? Lasciamo perdere l'Istria.